Allora, buongiorno a tutti. Oggi sono in diretta per raccontarvi i 10 servizi digitali, 10 servizi online che ci sono in Friuli Venezia Giulia. Nei commenti scrivetemi quali sono i vostri servizi digitali della vostra regione. Allora, oggi vi racconto i 10 servizi che sono per me l'app Emergenze FVG, li trovate sul mio sito, il portale del servizio online del cittadino, la prenotazione delle visite e degli esami sanitari, l'app Viaggia Facile, il portale dei servizi, cioè il servizio FVG Wi-Fi, il portale per i pagamenti online, l'app della protezione civile, i referti sanitari, il portale degli Open Data e il portale dell'agenda digitale. Allora, oggi vi racconto quali sono i servizi digitali, 10 servizi da top 10 che ho selezionato e trovate sul mio sito, nel mio blog. Ve li racconto tutti quanti e vediamoli nel dettaglio. Allora, l'app delle emergenze è un'app che trovate per iOS e per Android che vi permette di vedere i tempi di attesa del pronto soccorso, le guardie mediche dove sono posizionate, le farmacie geolocalizzate con i tempi di apertura, quindi potete sapere qual è la farmacia più vicina a voi aperta in quel momento e potete chiamare direttamente il numero unico dell'emergenza 112. Qui sotto trovate anche i link per poterle trovare, quindi è molto semplice. Ricordatevi nei commenti di commentare i servizi che avete voi nella vostra regione. Il portale del servizio online del cittadino, che è un portale, andiamo a vederlo, che vi permette sia da mobile, quindi da smartphone, che da tablet, che da desktop, vi permette di inserire il vostro comune, mettiamo conto che siamo Trieste, e trovate fino a 60 servizi accessibili direttamente da qui, tra cui, non so, i certificati online, le visure, l'anagrafe canina, vedere la prima casa in proprietà, la tassa sui rifiuti. Potete anche filtrare tramite le categorie, quindi potete trovare tutta una serie di categorie e è molto molto utile. Questo l'abbiamo aperto in occasione dell'Internet Day dell'anno scorso. Andando avanti, troviamo il portale delle prenotazioni delle visite e degli esami sanitari, che vi permette, non serve che chiamate il numero unico di prenotazione, ma potete farlo anche dal vostro dispositivo mobile o dal vostro computer, potete prenotarvi l'esame, le visite che vi prescrive il medico con la ricetta rossa o con la ricetta dematerializzata. Trovate il portale, inserite e vedete anche i tempi di attesa e direttamente il calendario potete prenotare. L'app Viaggia Facile è un'app che funziona è molto simile a Google Maps, quindi vi dà i tempi di attraversamento degli autobus, dei treni regionali. Avete però anche la possibilità di avere l'offerta commerciale turistica, quindi potete geolocalizzarvi e vedere che cosa c'è intorno a voi. Il servizio FVG Wi-Fi, che è una serie di punti hotspot che ci sono sul territorio della nostra regione, ci sono più di 560 nei punti a maggiore affluenza di popolazione, e potete navigare fino a 300 mega direttamente dal vostro dispositivo. Qui avete anche la cartina per vedere dove sono posizionati e navigate in fibra ottica, quindi molto veloci. Andando avanti trovate il portale per pagare online i ticket sanitari, quindi una volta che avete prenotato, avete fatto la visita, se dovete pagare il ticket potete farlo anche direttamente da web, non serve quindi andare a fare la coda. C'è l'app della protezione civile che vi dà i piani comunali di emergenza e le allerte, quindi ricevete in tempo reale le allerte sul vostro dispositivo mobile. Abbiamo il portale dei referti online, quindi non so se lo sapete, ma in Friuli Venezia Giulia potete ricevere il referto direttamente online. Vi viene richiesto, quando al momento della prenotazione vi chiedono se volete ritirare il referto online, se date l'assenso potete poi andare su questo portale tramite il numero della prenotazione, il codice fiscale, il codice PIN, potete vedere il vostro referto. Se avete la carta regionale dei servizi basta il numero della prenotazione, però deve essere registrata. Troviamo anche il portale degli Open Data del Friuli Venezia Giulia, dati in formato aperto, più di 250 dataset che vi trovate disponibili e liberi, potete scaricarli, potete consultarli, potete elaborarli direttamente dal portale. E l'ultimo è il portale dell'agenda digitale, abbiamo aperto questo 2 anni fa, vi permette di tenere traccia di tutto lo sviluppo della digitalizzazione della nostra regione, quindi c'è il link anche qui e è diviso per categorie, quindi banda larga, ultra larga, pubblica amministrazione digitale, sanità, servizio al cittadino, scuola, città e territorio smart. Quindi ricapitolando, oggi vi ho raccontato questi 10 servizi, commentate con i servizi che ci sono nella vostra regione o con i servizi che vorreste avere, nuovi,
e vi ho raccontato l'app delle emergenze in Friuli Venezia Giulia, il portale del servizio online cittadino, la prenotazione delle visite e degli esami sanitari, l'app Viaggia Facile, il servizio FVG Wi-Fi, il portale dei pagamenti online dei ticket sanitari, l'app della protezione civile, il portale dei referti online, il portale degli open data e il portale dell'agenda digitale. Quindi fatemi sapere quali sono quelli che vi piacciono di più, quelli che vorreste avere e ci vediamo presto. Ciao!